Buongiorno a tutti, sono Bartolomeo Amidei, ho 51 anni compiuti, risiedo a Loreo, poi anche la mia città, sono coniugato con due bambine piccole, una di 6 e mezzo e una di 10 anni. Il mio lavoro è stato di impiegato fino a poco tempo fa, ora svolgo la libera professione, tanti anni di impegno politico con passione dall'85, attualmente rivesto il ruolo di sindaco della città di Loreo dal 2004 sino ad oggi. Sono stato amministratore di opposizione in provincia per 3 mandati consecutivi, quindi consigliere provinciale, capogruppo e nonché anche vicepresidente del Consiglio, seppur all'opposizione mi hanno riconosciuto questo ruolo istituzionale anche per il consenso che ho raccolto in quel momento. Mi candido per il Popolo delle Libertà, il PDL, al Senato nel Veneto, 11° posto nella lista. Se fossi eletto, cosa farei per il Polesine? Porterei il Polesine al centro dell'attenzione dello sviluppo economico, ciò che non è mai avvenuto in questi anni. Lo merita tutto, si trova in una posizione strategica, a maggior ragione se andranno avanti tutte quelle infrastrutture che da tanti anni purtroppo se ne parla solo e non si fanno, le infrastrutture per dare sviluppo al nostro territorio. Cinque cose che avrebbe bisogno l'Italia, 5 non basterebbero, sarebbero 50 volte 5 o forse di più, ne dico una sola: portare la propria persona, la propria credibilità, la propria esperienza di un sindaco che conosce i problemi dei cittadini. Credo che questa condizione sia fondamentale per risolvere i problemi della gente, diversamente sono solo parole. Promesse ne sono state fatte tante, alla fine abbiamo visto mantenute quasi nessuna. Non farò promesse, porto la mia persona, la mia credibilità, la mia esperienza e dico solo una cosa: il Polesine merita di più.